Un migliaia attese sul Brenta per l'ultimo saluto a Sammy Basso, una luce accesa sul mondo, lo ha definito il cardinale Parolin. La commozione della mamma, lui vi direbbe grazie amici di essere qui. La lettera integrale scritta da Sammy Basso il 22 settembre 2017, aperta dai suoi genitori dopo la morte, è una sua ultima testimonianza. Vi voglio bene, brindate e pregate che dono la vita. È morta da 12 anni investita da un treno merci mentre stava attraversando i binari di via Friburgo. La rabbia dei residenti, passaggio pericoloso, tragedia annunciata. Il muro dei ministeri contro l'autonomia, le prese con il fuoco amico, l'editoriale del direttore di Media Nord-Est, Luigi Baciali. Conti correnti spiati, parla il presidente Luca Zaia, fra i politici finiti nel mirino. Questione di sicurezza, servono più controlli, spero non sia dossieraggio, dice. È stata una notte semplicemente spettacolare quella scorsa, con la presenza dell'aurora boreale che ha illuminato i cieli del Veneto, un fenomeno più unico che raro. Buonasera, bentrovate e bentrovati. Oggi giornata dei funerali di Sammy Basso che si sono celebrati a Tezze sul Brenta. Un lungo addio che di parenti, amici. Noi c'eravamo, vi abbiamo raccontato l'ultimo saluto a Sammy Basso, ma partiamo innanzitutto dai ricordi e dagli aneddoti dei tantissimi amici che erano sul posto. Con Sammy dobbiamo usare il presente. Usiamo così, è stato, ma lui sarà nei nostri cuori sempre. L'associazione quindi è una domanda retorica, ma va avanti assolutamente più di prima. È nata per andare avanti nonostante tutto, soprattutto ora che ci ha lasciato a pochi metri dal traguardo, probabilmente consapevole del fatto che ce l'avremmo fatta anche da soli, e faremo di tutto per arrivare a quello che lui sognava, per cui ha studiato e per cui ci ha preparati, e non vediamo l'ora e c'è bisogno del sostegno di tutti. In classe era energetico, lui era sempre pronto a scherzare, a fare una battuta, a raccontare una barzelletta. Una volta si è nascosto sotto la cattedra con una specie di cuffietta d'alieno e quindi ha spaventato il professore saltando fuori all'improvviso, e questo è uno dei ricordi più divertenti che mi vengono in mente di Sammy. Sì. Abbiamo fatto tanta festa insieme, abbiamo scherzato, però quando c'era appunto da parlare di cose serie, di cose belle della vita, era sempre in prima linea, quindi lo ricordiamo con tanto affetto. Sammy Basso è un personaggio che in Italia non credo ce ne siano, forse al mondo non ce ne sono altri. Era una persona che ti metteva a tuo agio sempre quando parlavi con lui, di qualsiasi argomento lui era preparatissimo. Sammy Basso era un grande uomo, un grande ragazzo. Sicuramente Sammy è un amico, è diventato un amico per noi e resterà sempre un nostro amico, e sicuramente ci portiamo avanti e vogliamo portare oggi la sua testimonianza di coraggio, di forza e di altruismo. Lui voleva e vuole il bene degli altri. Amico di tutti proprio, è un'esplosione di felicità, di raduno di persone che, come potete vedere anche qui alle mie spalle, questo era Sammy, è riuscito a raggruppare tutte queste persone non solo oggi, ma immagino che sia così in tutto il mondo. Sammy Basso ha aperto importanti vie scientifiche per la cura della progeria. Al suo funerale hanno partecipato anche altre persone colpite dalla sua stessa patologia. Sentiamo. L'ho conosciuto 17 anni fa circa, bene o male, quando è venuto a trovarmi a Milano e ci ha tirato in mezzo all'associazione, ci ha legato a Boston per la ricerca sulla progeria. E mi ricordo di lui troppe cose belle, tutte belle ovviamente, e sicuramente il suo modo di coinvolgere le persone, di tirarli in mezzo, e la sua empatia soprattutto. Siete partiti da Torino questa mattina? E siamo arrivati oggi pomeriggio. Io l'ho conosciuto nel 2014 quando ci ha invitato alla festa in Veneto. Lui è stato sempre una persona molto simpatica e empatica.
Simpatia, empatia, lui ha detto, insomma, i suoi genitori hanno detto è un momento triste ma anche una giornata di festa oggi, sentiremo anche tanta musica allegra, si può dire così di Sammy? Sì, lui avrebbe voluto questo, infatti banalmente oggi poca gente è vestita di nero, credo, come aveva chiesto lui, e sì, cioè, sicuramente avrebbe voluto questo e lasciare un segno positivo e non che oggi fosse una giornata di tristezza, ovviamente. Quindi oggi bisogna sorridere nonostante qualche lacrima, Alessandro? Sì, perché lui anche quando nei momenti più tristi faceva le battute e sorrideva. E riesce a fare qualche battuta? Cosa direbbe lui adesso vedendo tutta sta gente? No, non lo so, cioè lui aveva un senso dell'umorismo assurdo, quindi non riesco neanche a immaginare cosa avrebbe detto, cioè, ci avrebbe stupito tutti comunque, ci avrebbe sorpreso tutti. Tu stai studiando, che studi hai fatto? Io ho finito il liceo, sto studiando animazione, quindi cartoni animati, e mi piacerebbe appunto fare i cartoni animati nella vita, magari non sono a livello di Sammy, lui era sicuramente più cervellone di me, più intelligente di me, però l'importante è fare qualcosa che ci rende felici, insomma. Sei ancora alle medie o hai già passato? Io sì, faccio ancora terza media e non so ancora cosa farò in futuro. Insomma, bisogna pensarci al futuro, no? Sì, sì. Siamo ora arrivati al ricordo di Sammy Basso e ripercorriamo adesso invece la cerimonia di oggi pomeriggio, un inno alla vita. Più di 3.000 persone hanno voluto essere presenti a Tezze per celebrare la vita di Sammy Basso. Le campane a festa accolgono il feretro davanti alla chiesa parrocchiale. I paramenti dei sacerdoti sono quelli bianchi della Pasqua. Tutti gli amici indossano abiti colorati, non il nero che lui non avrebbe voluto. C'è la festa, coi canti di speranza che il coro esegue e fa cantare all'assemblea. Le letture scelte parlano della carità, la virtù più grande anche della fede e della speranza, e le beatitudini, quelle che esaltano i piccoli e gli umili. Così era Sammy, che però è stato altrettanto grande nella fratellanza, nella disponibilità, nel mettersi in gioco e nel non piangersi addosso. Le lacrime, è ovvio, non mancano, ma la tristezza di questo momento è velata dalla letizia francescana a cui Sammy ha fatto tanto riferimento nella sua vita. Scienziato e uomo di fede, dopo una crisi avuta all'età di 12 anni, quando la progeria, secondo quel che si temeva, se lo sarebbe già quasi dovuto portare via. È arrivato al 2024 e ha portato attorno a sé tantissime persone. Nelle braccia di mamma Laura è spirato sabato 5 ottobre e proprio la mamma, col papà che la stringe al suo fianco, gli dà il saluto più affettuoso. Un immenso grazie a te, caro Sammy, per essere arrivato come un dono speciale nella nostra famiglia, per aver colorato la nostra storia con delle sfumature che solo con uno sguardo acuto si possono cogliere. Ci siamo amati, sostenuti e arricchiti a vicenda. Il nostro è stato un percorso faticoso, ma che ci ha costretti ad andare all'essenziale, a non sprecare neppure un sorso della vita. E ora ne siamo certi, tu ci sei e ci sarai sempre vicino. È la certezza che ci viene dall'aver sperimentato in te e con te la presenza di Cristo morto e risorto. Grazie Sammy e arrivederci. Sammy vi direbbe: ciao amici, grazie per essere venuti, vi voglio bene. Noi voltiamo pagina, è morta la 12enne investita da un treno merci mentre stava attraversando i binari di via Feriburgo a Padova.
La procura di Padova ha aperto un'indagine sulla morte della piccola Olesia, la 12enne ucraina, travolta e trascinata da una motrice di un treno merci mentre stava attraversando il passaggio ferroviario di via Friburgo. La piccola stava tornando a casa da scuola con le amiche. In 3 sono riuscite ad attraversare. Olesia, l'ultima della fila, è stata colpita dal convoglio diretto all'Interporto. Il macchinista, sotto shock, ha tentato invano di frenare, ma anche se la velocità non era sostenuta, non è riuscito ad evitare l'impatto. L'uomo ascoltato dagli agenti della Polfer ha riferito che le sbarre del passaggio a livello erano abbassate, di aver visto la 12enne accovacciarsi e poi attraversare. L'urto con il treno ha provocato ferite gravissime alla bambina, deceduta nella notte dopo il trasferimento in terapia intensiva. La procura non esclude di sentire in sede protetta nei prossimi giorni le amichette che erano con lei. A livello ogni volta fanno incidenti qua, sempre vediamo le volanze. Intanto questa tragedia riapre la polemica sulla sicurezza, sull'attraversamento pedonale lungo i binari di via Friburgo, che i residenti da sempre definiscono troppo pericoloso. Abbiamo chiesto da anni che qua venga fatto un sottopassaggio che ci permetta di realmente unire i due quartieri che di fatto sono uniti per le necessità dei quartieri stessi. Abbiamo anche chiesto che venisse eliminato questo tratto di ferrovia legato, però questo non è possibile e allora capendo, almeno un sottopassaggio. Una tragedia annunciata per il comitato Stanga, che chiede che le sbarre del passaggio a livello siano sostituite con un modello che impedisca completamente il passaggio a pedoni e biciclette, che ora hanno un varco libero per poter passare anche quando sono chiuse, come è accaduto anche oggi, proprio sotto i nostri occhi. Le tempistiche sono molto lunghe, per cui a volte può capitare, soprattutto se c'è un passaggio di 2 treni uno dietro l'altro, che rimanga chiuso anche un quarto d'ora, 20 minuti, e diciamo che sfida la pazienza delle persone. Sono stata mezz'ore a aspettare perché si rischia la vita, poi qua c'è il traffico, quindi non c'è sicurezza. Dovrebbe esserci un po' più di controllo magari. Dopo la morte della piccola Olesia, ora il comitato Stanga chiede che sia reso sicuro il tragitto degli studenti verso le scuole che si trovano nel quartiere dall'altra parte dei binari. Immediatamente si può mettere una navetta per queste scuole. San Lazzaro non ha le scuole e abbiamo bisogno che i bambini delle elementari e delle medie da San Lazzaro possano arrivare alle loro scuole della Pacinotti e della Giovanni XXIII in sicurezza. L'unica cosa è una navetta. E ora la politica, il muro dei ministeri contro l'autonomia, le prese con il fuoco amico, l'editoriale del direttore di Media Nord-Est Luigi Baciali. Ci mancava solo il fuoco amico contro l'autonomia. Hanno provato di tutto dal 22 ottobre del 2017 per fermarla. Non ci sono riusciti perché recentemente il DDL Calderoli è diventato legge, una legge promulgata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quindi nell'alveo della Costituzione. Hanno raccolto le firme per abrogare questa legge con un referendum che potrebbe anche non essere legittimato dalla Corte Costituzionale, potrebbe non esserci l'ammissibilità e quindi c'è ancora l'incognita della consulta e c'è anche l'incognita del quorum che potrebbe non essere raggiunto. Ma intanto fanno di tutto per impedire che l'autonomia decolli concretamente. C'è stato l'incontro dei governatori con il ministro Calderoli, in Veneto Luca Zaia ha voluto partire dalla protezione civile, una delle competenze non leppabili, è subito saltato su il ministro dell'ambiente e della protezione civile Musumeci, che dice no, sono cose mie, non le toccate. Poi Antonio Tajani a sua volta contro la competenza del commercio con l'estero, no, dice no, sono fatti miei, non vi avvicinate. E poi ci mancava solo il ministro degli interni Piantedosi che sulla competenza riguardante la gestione dei vigili del fuoco ha detto no, questa serve allo Stato, va gestita dallo Stato, non dalle regioni. Quindi a dimostrazione che non c'è l'interesse del Paese nel loro animo, no, ci sono solo i loro interessi, possono essere di potere, che temono sottrazione di potere, o possono essere
così più meramente strumentali interessi di ordine politico ed elettorale, dar comunque sempre contro il nemico, demolire l'avversario a prescindere da quello che può essere lo scopo del Paese. Quindi siamo alle solite, ma le battaglie bisogna portarle avanti, vincerle fino all'ultima goccia di sangue. Noi inviteremo, se dovesse esserci il referendum per l'abrogazione della legge sull'autonomia, gli elettori del Veneto a non andare a votare per far fallire questo referendum, perché non va calpestata la dignità, la volontà, la scelta di un popolo. 2.400.000 veneti sono andati a votare e non possono essere traditi in questo modo, anche dal fuoco amico, anche dai ministri che fanno parte di quella coalizione che l'autonomia l'ha firmata con un contratto che ha riguardato tutti gli alleati della maggioranza. Oggi abbiamo celebrato insieme a migliaia di persone con la nostra diretta la scomparsa di Sammy Basso. Abbiamo reso anche noi l'estremo saluto ad un grande piccolo uomo al quale dovrebbero guardare anche i politici, non tanto per la trasparenza, l'onestà, la sensibilità, l'altruismo che Sammy Basso ha saputo dimostrare nonostante la grave patologia da cui è affetto, ma per la coerenza, per portare alla fine i lavori che vengono intrapresi. Questo è un paese con una politica che blocca tutto, che tarpa le ali a chi vuole volare. Guardate Sammy Basso, ce l'ha fatta da solo, con le proprie forze, in silenzio, col sorriso. Politici, fate, smettetela di chiacchierare, soprattutto sull'autonomia. Il caso dei conti correnti spiati è politico. A me spiace che nel conto corrente non si vedano i mutui, almeno avevano un quadro generale delle attività e delle passività, però al di là delle battute, insomma, questo è un paese veramente che ci sorprende sempre, ma in negativo. Pensare che ci sia una persona, da quel che ho capito, ha fatto 6.000 accessi, vuol dire che i sistemi anche di controllo sono pieni di falle in generale. Prima di tutto una questione di sicurezza che riguarda da vicino tanti cittadini. Così Luca Zaia, a margine di un evento a Padova, commenta l'inchiesta della Procura di Bari con quel dipendente bancario licenziato in agosto, accusato di aver violato i conti correnti di centinaia di politici, VIP e funzionari di Stato. Nell'elenco lo stesso governatore del Veneto, accanto alla Premier Meloni, ai ministri Crosetto e Santanchè. Penso ad esempio che sarebbe utile per noi correntisti, per noi clienti delle banche, magari essere loggati in maniera tale che in ogni momento nel quale qualcuno entra nella tua posizione tu vieni avvisato con il nome e cognome di chi entra. Questo sarebbe simpatico, magari anche con la motivazione. Sono sicuro che ripulirebbero subito questi furboni che entrano nei conti correnti per guardare. Quanto all'inchiesta stanno emergendo nuovi dettagli. L'ex bancario dipendente di una filiale a Bisceglie è indagato per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Gli sono stati sequestrati smartphone, tablet, hard disk e dispositivi informatici, perquisita anche l'abitazione. IPM ha detto di aver agito da solo per curiosità, versione che però è in attesa di riscontro con il centrodestra che fin dall'inizio ha agitato lo spettro del dossieraggio. Speriamo che poi non si riveli che questa attività fosse tutt'altro che dettata dalla follia, ma non fosse magari alimentata da qualcuno che aveva bisogno di fare dossier o altro. E ora cambiamo decisamente argomento. L'aurora boreale ha illuminato i cieli di parte della nostra regione e non solo. Il fenomeno raro, secondo gli esperti, alle nostre latitudini è stato visto anche in Trentino. 3 ondate che si sono susseguite fino all'1:30 con una ripresa più intensa nella notte, ben visibile anche a occhio nudo. L'aurora è stata catturata da tanti telefoni. Le immagini che vedete ci arrivano da Cassola, foto scattate dalla trevigiana Valentina Alberton. L'evento, benché previsto dagli esperti, non era del tutto certo, eppure si è manifestato in tutta la sua maestosità e bellezza. E con questo chiudiamo l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti e l'augurio di una buona serata. Arrivederci.